Buonasera dalla redazione del TG10. 905 i tamponi effettuati e analizzati nelle ultime 24 ore in Calabria, sono complessivamente 833 le persone positive dall'inizio dell'epidemia nella nostra regione, c'è un più 26 per quanto riguarda questa giornata, ma vediamo nel dettaglio il bollettino regionale. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 13.527 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 859, più 26 rispetto a ieri. Quelle negative sono 12.668. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 56 in reparto, 7 in rianimazione, 79 in isolamento domiciliare, 15 guariti, 23 deceduti. A Cosenza 50 in reparto, 4 in rianimazione, 182 in isolamento domiciliare, 10 guariti, 17 deceduti. A Reggio Calabria 37 in reparto, 4 in rianimazione, 181 in isolamento domiciliare, 15 guariti, 11 deceduti. A Vibo Valentia 8 in reparto, 48 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 4 deceduti. A Crotone 19 in reparto, 80 in isolamento domiciliare, 3 guariti, 5 deceduti. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 8.249, così distribuiti: a Cosenza 2.459, a Crotone 1.365, a Catanzaro 1.511, a Vibo Valentia 464, a Reggio Calabria 2.450. Le persone giunte in Calabria che ad oggi sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.843. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. E adesso c'è una disputa, come sapete, per le problematiche dell'approvvigionamento di materiale, dispositivi di sicurezza anche per i soggetti che lavorano negli ospedali e che si occupano dei soccorsi. C'è una denuncia da parte dei carabinieri del NAS di Cosenza per 12 persone, tra medici, infermieri e autisti del 118, che si sarebbero rifiutati di recarsi su interventi in codice rosso per pazienti no Covid perché temevano che si trattasse invece di pazienti Covid, non avevano la certezza. Sentiamo. Verifiche dei carabinieri del NAS nelle postazioni del 118 di Cosenza, Rossano e dell'Unical. 12 persone, tra medici, infermieri e autisti, sono state denunciate per rifiuto e omissioni di atti d'ufficio. Si tratta del personale impiegato su alcune ambulanze che tra il 1° e il 4 aprile scorso si sarebbe rifiutato di recarsi su interventi assegnati su codici rossi. Secondo quanto si è appreso, si trattava di richieste di soccorso di pazienti non Covid-19. In questo periodo di emergenza sanitaria, però, a quanto pare, anche tra i sanitari c'è il timore di essere contagiati e così il personale finito adesso nel mirino dei NAS si sarebbe rifiutato di prestare soccorso, adducendo come motivazione l'assenza di certificazioni sulle mascherine e sui guanti in dotazione forniti dall'ASP di Cosenza, un rifiuto opposto nonostante l'assicurazione da parte della centrale dell'omologazione dei dispositivi di protezione personale. Adesso sulla vicenda indagano i carabinieri del NAS. Ci sono anche buone notizie, per fortuna. Intanto oggi, come avete notato, non si sposta il numero, per fortuna, dei decessi in Calabria, si sposta invece quello dei guariti in su. E a proposito di guariti, si va verso la via della guarigione per alcuni pazienti che sono a Cetraro, all'ospedale di Cetraro, dove è stato creato un reparto ad hoc per il Covid-19, e ci sono buone notizie anche da Cosenza e Catanzaro con pazienti che vengono estubati e che quindi escono dalla terapia intensiva. È stato attivato in tempi record nel presidio ospedaliero di Cetraro un reparto di pneumologia Covid dedicato con 6 posti letto. L'unità operativa è diretta da Giovanni Malomo, ma le buone notizie non si fermano qui. A breve saranno dimessi 6 pazienti risultati negativi al primo tampone. I pazienti sono stati sottoposti nel reparto di pneumologia di Cetraro dopo iniziare il trattamento di insufficienza respiratoria acuta per mezzo di ventilazione meccanica e ossigenoterapia ad alti flussi al protocollo della terapia antivirale per come previsto dall'accordo fra l'ASP e l'azienda ospedaliera di Cosenza. Dei 6 pazienti, 4 sono residenti nel distretto sanitario Tirreno Cosentino, 1 del distretto sanitario di Castrovillari e 1 del distretto Ionio Sud. Si resta in attesa dei successivi tamponi che dovrebbero confermare
l'esito negativo del precedente, in modo da consentire a breve termine le dimissioni di tutti i pazienti che verranno seguiti a domicilio tramite le unità speciali di continuità assistenziale. Intanto, nel reparto di terapia intensiva all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza è stato estubato un paziente di 64 anni affetto da coronavirus. L'uomo respira autonomamente, seppur coadiuvato dall'ossigenoterapia. Cauto ottimismo da parte del primario Pino Pasqua, che ha raccontato con soddisfazione il commovente momento del risveglio del paziente, atteso adesso da un percorso clinico che lo porterà, si spera presto, alla guarigione. In attesa di un farmaco, del vaccino, bisogna lottare appunto attraverso le restrizioni della nostra libertà. Non è facile, ma bisogna farlo. I risultati ci sono in tutta Italia, soprattutto in Calabria, ma non bisogna abbassare la guardia. E poi, se ce lo chiedono i medici che sanno cosa vuol dire combattere contro questa malattia, dobbiamo prenderli sul serio. Sentiamo. La Calabria si sta impegnando da più di un mese per contrastare la diffusione del virus. La maggior parte dei cittadini rispetta le regole e si muove solo per necessità lavorative o di salute. Eppure non tutti sembrano aver compreso il rischio che si corre e accolto l'invito a proteggersi e a proteggere, anche quando questo invito arriva dal fronte, dagli ospedali come quello lanciato da un medico dell'Annunziata di Cosenza. Il video oggi è solamente per constatare una grande delusione. Stamattina, uscendo da casa e venendo verso l'ospedale, ho trovato una quantità di macchine per la prima volta. Tutti questi giorni che ho lavorato è stata assolutamente la prima volta in cui ho trovato veramente una quantità eccessiva. Non abbiamo capito forse proprio niente, non abbiamo capito che è un virus difficile, sono delle polmoniti che non abbiamo mai visto e che ci sono persone qui dentro che ogni giorno vengono col cuore trepidante, perché abbiamo anche noi paura di ammalarci. E vedere tutte queste persone per strada fa male perché non si capisce l'importanza di chi ogni giorno sta facendo di tutto per combattere questo virus, a tutti i livelli, chi c'è a contatto direttamente, chi invece si sta occupando di tutte le altre malattie. È un momento molto brutto, ma è un virus che noi lo combattiamo negli ospedali, ma voi lo dovete combattere nelle strade. Il virus si ferma quando non trova nessun altro ospite da andare a colonizzare, quindi non esiste una fase 2 e non esisterà una fase 2 per molto tempo, e chi ne parla forse si basa solo sul criterio economico, ma la vita è un'altra cosa. Noi non possiamo pensare a una fase 2 se continuiamo ad uscire e non stiamo attenti a quello che facciamo. Usate la mascherina, usate i guanti e state veramente attenti. E dove non arrivano gli appelli, quando non fanno breccia neanche queste testimonianze, allora servono i deterrenti, le sanzioni. Andiamo a rendere oggi 1000 controlli effettuati finora sul territorio. Le verifiche hanno riguardato 915 persone, 144 attività commerciali. Anche questa mattina le pattuglie dei vigili impegnate in attività disposte per il rispetto dei decreti ministeriali e regionali per il contenimento del coronavirus. Vediamo. Questi sono i report che quotidianamente il Comando dei Vigili Urbani di Renda invia in questura. Sono i controlli che vengono effettuati sul territorio. Si verificano le autocertificazioni esibite dagli automobilisti, dai pedoni, e anche questa mattina le pattuglie impegnate nei servizi disposti per il rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali emanate per contenere la diffusione del coronavirus. In molti segnalano che in giro c'è ancora troppa gente, ma dal Comune di Rende assicurano i controlli sono quotidiani. Insieme con l'Arma dei Carabinieri, con Polizia e Guardia di Finanza si stanno operando controlli anche e soprattutto nei momenti di aggregazione, per esempio nei centri commerciali, sui supermercati e quant'altro, le arterie principali. Poi d'altra parte Rende è comunque una città dove si passa venendo sia da Montalto, da Cosenza ed altro, per quelli che ovviamente svolgono attività lavorative e che sono autorizzati a farlo. Ma quanti sono stati i controlli fino ad oggi effettuati sul territorio di Rende? Ci sono 2 equipaggi a turno che effettuano controlli su tutta la città. Ad oggi i controlli sono stati più di 1000. Tra questi 900 tra pedoni ed automobilisti, oltre 900, e sono oltre 150 i controlli invece per le attività commerciali, servizi, centri commerciali e tutto il resto, tutte le attività industriali
che ci sono sul nostro territorio, che sono tantissime. Sono state anche fatte delle denunce, riscontrate delle violazioni, per cui è seguita in un primo tempo la denuncia, oggi sono tutte depenalizzate, tranne in alcuni casi residuali, e per questo stiamo procedendo in questo servizio. La cosa importante che mi viene da dire è di rivolgere ai cittadini rendesi: la battaglia la possiamo vincere totalmente, e qui i numeri ci stanno dando ragione, se tutti quanti manteniamo un atteggiamento responsabile. Adesso andiamo all'Unical, dove arrivano 11.000 mascherine e 300 tute dall'università cinesi. I primi dispositivi di sicurezza sono arrivati proprio da Wuhan, la città da cui è partita la pandemia. Va ricordato che l'Unical ha avviato progetti di ricerca insieme alla Cina. Università di Wuhan, recita il mittente, sul pacco contenente 100 tute e 5.000 mascherine in presidi di protezione personale che la città cinese, che per prima si è misurata con la pandemia da coronavirus, ha destinato all'Università della Calabria. Un atto di grande generosità e vicinanza che mostra quanto forti e veri siano i rapporti tra le nostre università, dice il rettore dell'Unical, Nicola Leone. Le mascherine donate saranno destinate alla comunità accademica, anche in vista di eventuali nuove misure di precauzione che le autorità potrebbero adottare per far sì che l'Unical sia pronta a riaprire in maggiore sicurezza. Ora saranno distribuite ai circa 400 studenti, soprattutto internazionali, alloggiati ancora nel campus, e al personale che lavora in università e che in questo momento sta garantendo la didattica, i servizi indifferibili, la ricerca, compresa quella contro il Covid-19, e i progetti per il territorio come la produzione di igienizzante mani. Da 10 anni va avanti la collaborazione tra il campus di Arcavacata e l'Ateneo di Wuhan. La donazione testimonia l'amicizia che ci lega all'Università della Calabria, dice il professor Fu Zuo-Wan, vicepresidente dell'Ateneo cinese, in un video messaggio trasmesso al rettore Leone. Speriamo che questo brutto momento passi presto per noi cinesi e per voi italiani. Forza Cina, forza Italia, forza Wuhan, forza Unical. Altre mascherine, in tutto saranno 11.000. Più di 300 tute di protezione arriveranno dalle università di Shanghai. Si tratta di atenei che con l'Unical hanno siglato rapporti di collaborazione e oggi esprimono solidarietà concreta al nostro paese. E adesso andiamo a Crotone, vediamo nella città pitagorica, in particolare facciamo un giro sul lungomare. È la settimana di Pasqua, ma Crotone non si appresta come avrebbe fatto di solito ad accogliere gioiosamente per le vacanze i suoi tanti figli. Sul lungomare, il luogo più amato e frequentato dai crotonesi, non c'è nessuno. Sulla spiaggia non c'è nessuno che fa la sua corsetta, non ci sono bambini che giocano, non ci sono i primi temerari vanitosi che vogliono abbronzarsi. Sul marciapiede non ci sono le mamme con i passeggini, non si può transitare a piedi sul marciapiede, lo impone un divieto emanato dal commissario prefettizio di Crotone, Tiziana Costantino. Nessuno prende l'aperitivo in uno dei tanti locali che animano il lungomare. Sono tutti chiusi, l'ennesimo colpo inferto ad un'economia già ferita e traballante ben prima del coronavirus. Il tempo passa e aumentano le difficoltà e le incertezze per il futuro. Beh, più sono belli i posti, più è bello il tempo e più è difficile, ma bisogna insistere, bisogna cambiare per un po' di tempo le proprie abitudini, aspettare che il virus se ne vada, perché come ci ha detto il dottor Fidice, se non trova nessuno se ne va. Stringere i denti, cambiare la nostra vita, sono ristrettezze economiche, difficili, bisogna cambiare anche il modo di lavorare come fanno gli imprenditori. Sentiamo questa testimonianza che dice il coronavirus ha un po' anticipato il futuro perché ci ha costretto a fare i conti con
un lavoro a distanza, per chi può farlo. L'ufficio in casa smart working in tempo di coronavirus. L'ingegnere Domenico Madeo ci ha aperto le porte del nuovo ufficio in cui si respira aria di famiglia. Da questo computer gestisce la sua nuova vita tra figli, telefonate e videoconferenze. Siamo nel Cosentino. Lui lavora in un ente di formazione che già da tempo, fa sapere, è presente su tutto il territorio nazionale con la modalità e-learning. Questo ci aiuta, spiega, a investire il tempo e a utilizzarlo nel modo più proficuo possibile. L'emergenza che sta vivendo oggi l'Italia, aggiunge, ci sta facendo riflettere sull'importanza della tecnologia. Come si lavora allora? Le attività si svolgono su piattaforma, quella scelta proprio dall'agenzia, dice l'ingegnere, di ultima generazione, innovativa, veloce, smart, capace di avere fino a 50.000 utenti in contemporanea, con la possibilità quindi di far seguire i corsi 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo, PC, smartphone o tablet. Insomma, la pandemia che ci ha costretti a un salto nel futuro. Questa è la mia testimonianza. Ecco come riesco a destreggiarmi tra famiglia, figli e smart working. Restiamo a casa, solo così possiamo contenere il Covid-19. Adesso parliamo invece di violenza sulle donne con Tania Stumpo. Vita sospesa è una campagna promossa dalla consigliera di parità e dalla Commissione Pari Opportunità contro la violenza di genere, messa in campo in questa fase di emergenza contro il coronavirus. È un appello che rivolgiamo alle procure della Repubblica perché possano essere adottate gli stessi provvedimenti adottati dal Tribunale di Trento circa l'allontanamento del maltrattante piuttosto che della maltrattata, ed inoltre un appello che intendiamo rivolgere alla Presidente della Regione Calabria perché possa individuare delle case di emergenza, così come previsto dalla circolare Lamorgese, in questa fase di coronavirus possano essere luoghi di accoglienza delle donne in piena segretezza, di concerto con le prefetture, perché le donne in questa fase si possano sentire ulteriormente garantiti dalle istituzioni e quindi utilizzino con maggiore tranquillità il 1522 o un'app da questo designato, dal 1522. Le donne insieme possono farcela e possono farcela quando le istituzioni tutte insieme si mettono a disposizione, come in questo caso. Insieme ce la faremo. Prossimo servizio, andiamo a Riace. Anche in tempo di coronavirus gli spazi per le polemiche politiche non mancano. A Riace da giorni si fronteggiano l'amministrazione comunale e l'opposizione dopo che il sindaco Antonio Trifoli della Lega e i suoi assessori hanno deliberato l'aumento dei loro emolumenti. Una decisione legittima, sia chiaro, ma che ha fatto storcere il muso ai consiglieri di minoranza che hanno manifestato forte dissenso. In un momento estremamente difficile come quello attuale, la decisione di Trifoli e dei suoi colleghi di giunta è stata giudicata inopportuna. Anche il Codacons è partito all'attacco diffondendo una dettagliata nota firma di Francesco Di Lieto con la quale l'atto deliberativo viene giudicato quantomeno intempestivo. La nota, molto polemica anche nella sua prosecuzione contro Trifoli, probabilmente darà alla querela in corso una prosecuzione giudiziaria, in quanto il sindaco annuncia querela contro Di Lieto. Il primo cittadino, peraltro, ribadisce la linearità della scelta prevista nella finanziaria ultima e oggetto di delibera comunale solo per un eccesso di trasparenza, sebbene la stessa non fosse necessaria. Ma a Riace si parla anche di altro, e cioè della lettera che il comune ha inviato all'Enel affinché disattivi un'utenza morosa. Titolare di quel contratto è una donna con figli minori a carico. Di questo non si è tenuto conto e l'azione del comune, magari anche questa tecnicamente ineccepibile, stona con un del tutto necessario principio di solidarietà, e le critiche anche per questo a Trifoli non vengono risparmiate. Mario Occhiuto annuncia la volontà di presentare ricorso alle sezioni centrali giurisdizionali della Corte dei Conti contro la sentenza che lo ha condannato a risarcire un danno erariale nei confronti del Comune di Cosenza.
Lo afferma il sindaco all'indomani della diffusione delle motivazioni contenute nella sentenza della sezione regionale della magistratura contabile. Le ragioni del sindaco di Cosenza saranno rappresentate nel ricorso dell'avvocato Benedetto Carratelli, cui il primo cittadino ha conferito l'incarico. Il primo cittadino, in una lunga missiva, anticipa i temi che costituiranno la propria difesa, in particolare sul ruolo del capo di gabinetto Potestio, sulle altre nomine effettuate durante il primo mandato. Con quale serenità, si chiede Occhiuto, un amministratore locale può operare se la legge non è più quella scritta ma quella pensata a posteriori dopo 5 anni da un collegio giudicante? Auspico e sono fiducioso che la Corte dei Conti di Roma saprà dimostrare che l'alto ruolo del giudice contabile è quello di aiutare la pubblica amministrazione e a non sbagliare nell'applicazione delle leggi, dice Occhiuto, democraticamente approvate, e non quello di condannare a posteriori chi nel lato oggettivo e testuale della legge ha posto in perfetta coscienza affidamento. Siamo in chiusura, vi lasciamo come al solito ad una copertina e poi alle previsioni del tempo. L'appuntamento con l'informazione torna nelle prossime edizioni. Arrivederci e buona serata. Bisogna inginocchiarsi e chiedere scusa ai morti. E se uno scrittore non capisce che si scrive perché abbiamo le ore contate, perché ogni giorno può essere l'ultimo, per me non è uno scrittore, ma un lavandino in cui è caduto il coperchio del dentifricio. E se un intellettuale non capisce che non c'è bisogno di lui per dire le cose che tutti sanno, ma per gettare la luce in angoli oscuri, allora non è un intellettuale, ma solo un trenino elettrico in mano a un bambino svogliato. C'è chi per mestiere è pagato per fare un mondo senza poveri e per aiutare i poveri. Ed è possibile che non ci sia una religione in questo tempo storto. Non è possibile che nessuno invochi un qualche rito per i morti. Poche cose sono tanto dignitose, ma niente più assoluto del morire. Chi non lo capisce è solo un tubo digerente e dà il suo contributo a trasformare il mondo in un porcile. Se non ci fossero i morti, Dante non avrebbe scritto la commedia e Leopardi non avrebbe amato Silvia. Eppure stare al mondo e stare al sole sopra uno scalino ha poco senso se accanto a noi non ospitiamo qualche morto. E quando riapriranno i bar, passate a prendere uno al cimitero e andate a prendere un caffè con lui. Alta pressione in rinforzo sulla nostra regione con tempo stabile e soleggiato. Rimane ancora attivo un flusso di correnti fresche nord-orientale pilotate da una goccia di aria fredda in azione sul mare Egeo. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani generalmente sereno o poco nuvoloso, parziali annuvolamenti li potremo ritrovare lungo i litorali tirrenici del Cosentino e del Catanzarese, oltre che sui rilievi nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani avremo generalmente mari poco mossi, quasi calmo l'Alto Ionio Cosentino e mosso il settore crotonese. Venti deboli da maestrale sul Tirreno, deboli di direzione variabile sul settore ionico cosentino, moderati da nord sul settore crotonese, deboli da grecale sul settore catanzarese e reggino. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.